Io volevo chiacchierare di tributo patrimoniale, tributo successorio, quasi nell'ottica della cultura generale, della fiscalità. Perché noi spesso ci dimentichiamo un aspetto. Perché esiste la fiscalità? Perché c'è la fiscalità? Perché ci sono le imposte? In questo momento è irrilevante che i tributi sussistano. Perché esiste la fiscalità? Okay? E allora se noi facciamo un piccolo ragionamento, ci accorgiamo e andiamo un po' indietro nella memoria, ci accorgiamo che la fiscalità, unitamente probabilmente alla difesa, rappresenta una delle due basi fondamentali di qualsiasi anche piccola collettività sociale. Okay? Voi pensate, tantissimi anni addietro, quando l'uomo invece di essere un mero singolo individuo si riunisce in piccole collettività. Di cosa c'è bisogno? C'è bisogno della difesa da altri uomini e dagli animali, e poi nel momento in cui esiste una collettività esistono bisogni che vanno oltre il bisogno del singolo, per la semplice ragione che il singolo da solo non è in grado di provvedere a tutto ciò di cui ho bisogno. Bene, se io a questo punto devo chiedere una sorta di aiuto alla collettività che mi circonda, la collettività mi presta il servizio, mi cede il bene, viene incontro alle mie necessità. E come viene incontro alle mie necessità? C'è bisogno di una risorsa affinché le mie necessità venga seguita, ed è lì che nasce la fiscalità. La fiscalità nasce nel momento in cui la collettività percepisce che c'è l'esigenza di dar vita ad un servizio per la collettività di qualsiasi tipo esso sia. E allora la fiscalità non vive di vita autonoma. La fiscalità è legata a due elementi. Uno, lo sviluppo economico-sociale. Per quale ragione nel Medioevo esistevano quelli che oggi chiameremo i tributi doganali ed esistevano i tributi, quelli che noi oggi chiamiamo accise, cioè sulla produzione? Perché l'economia era quella, l'economia era agricola e c'erano gli scambi di beni. C'era il commerciante che si spostava da una città, da un feudo ad un altro feudo. Bene, tu vuoi entrare nel mio feudo per commercializzare i tuoi beni? Benissimo, mi paghi una somma, un tributo. No? È stato meravigliosamente tradotto in quel film, no? Con Benigni, un fiorino, insomma, sono sempre io. Quello è un tributo doganale, quello noi oggi lo chiameremo un tributo doganale. E allora è chiaro che più il contesto economico-sociale si sviluppa, più si sviluppa la fiscalità. Perché? Perché non solo l'economia si sviluppa, non diventa più un'economia agricola, diventa un'economia industriale, diventa un'economia dei servizi avanzati, dei servizi immateriali. Ma una volta che noi superiamo il livello di servizio di sussistenza, la collettività, il singolo e la collettività sentono il bisogno di servizi più evoluti. Noi non ci stiamo accorgendo che diamo per scontato giustizia, scuola, difesa, sanità. Per noi sono servizi scontati, non ci poniamo neanche il problema che questi ci siano o non ci siano, tutto più ci poniamo un problema della loro idoneità, della loro coerenza, della loro sufficienza. Okay? Ma ci sono altre realtà nel mondo in cui questi servizi non esistono o esistono in misura infinitamente inferiore. E allora noi, che siamo una società evoluta, iniziamo a sentire il bisogno di altre esigenze
pace, l'ambiente, la serenità, no? Iniziamo ad avere percezione del bisogno di altri servizi. Ma quando noi abbiamo bisogno di altri servizi, questi servizi hanno a loro volta bisogno di risorse per essere prestati in maniera adeguata. E allora la fiscalità non può non seguire a livello, quantomeno a livello dimensionale, non può non seguire il livello dei servizi che noi stiamo chiedendo. Okay? Dov'è che il problema si pone? Io salto sempre sulla sedia quando sento parlare di una fiscalità eccessiva, eccessivamente elevata o eccessivamente ridotta. Io nasco da una formazione matematica, io poi sono diventato giurista, ma sono nato come matematico, ho la mentalità matematica. E quando si parla di eccessività, si sta facendo un rapporto di relazione. Parlare di eccessività vuol dire che è proporzionalmente troppo rispetto a. Rispetto a cosa? Un giudizio sulla fiscalità in valore assoluto non esiste, perché l'unico giudizio che può esistere è: il livello di fiscalità odierno è un livello coerente rispetto al monte dei servizi che sono messi a disposizione della collettività. E questo è il ragionamento che noi dovremmo fare, ed è un ragionamento che presuppone una nostra idea, non idea politica in senso stretto, un partito da destra, a sinistra, su e giù, ma un'idea di fondo. Quanto vogliamo un supporto pubblico o quanto invece vogliamo che il privato si arrangi? La differenza fra nazioni a livello di fiscalità nasce da questa diversa percezione del ruolo che deve avere lo Stato, l'ente pubblico, ovvero il privato. Okay? Perché poi la fiscalità si adegua. Vogliamo che lo Stato si limiti ai servizi essenziali necessariamente indivisibili? Giustizia, difesa, neanche sanità, scuola, se non ai livelli più banali. E allora è chiaro che se io nella mia mentalità ho l'idea che il privato si deve arrangiare, si arrangia, sono in difficoltà, cavoli tuoi, ti arrangi. Cosa succede in natura? Il debole muore, scusate la crudezza, ok? Bene, allora io non accetto un'idea di ampia fiscalità, ma non perché sia ampia, ma perché è collegato ad un livello di servizi che io ritengo inutilmente eccessivo, inutilmente assistenzialista. Okay? Questo è il ragionamento che dobbiamo fare. Allora è chiaro che quando noi però viviamo in una realtà in cui storicamente, per 1 milione di ragioni, abbiamo una presenza dell'ente pubblico importante, no? Per noi è fondamentalmente inconcepibile oggi come oggi pensare ad una scuola che è al 95% privata, ad una sanità al 95% privata, non ci sono sussidi settimanali, reddito di cittadinanza zero, t'arrangi, pensione, no, non c'è nessun obbligo, se vuoi te la fai con un'assicurazione privata, se no t'arrangi, sei arrivato a 80 anni che non hai la pensione, ti svegliavi prima, no, invece di buttarli via in vestiti firmati, li mettevi da parte per la fiscalità. Allora, noi siamo però in una realtà che ha bisogno di una fiscalità ampia. L'unica cosa di cui noi sappiamo è che, dati questi servizi, abbiamo bisogno di entrate statali di 100. Okay? Questo non è un dato politico, questo è un dato tecnico. Il dato politico è: a che livello vogliamo l'intervento pubblico? Alto o basso? Una volta che lo abbiamo individuato,
il livello quantitativo dell'imposizione è tecnico, punto. Abbiamo bisogno di quelle risorse. Noi purtroppo, storicamente così, come la maggior parte in realtà degli stati occidentali, non tutti, ma la maggior parte degli stati occidentali, siamo uno Stato che trova nelle entrate tributarie la principale, se non quasi assoluta fonte delle entrate. Ma non necessariamente, ci sono altri stati nel mondo, anche occidentali, che invece hanno significative entrate di carattere commerciale. No, la Norvegia, pensiamo alla Norvegia, il fondo norvegese è probabilmente oggi il fondo diciamo privato, ma che fa parte dello Stato norvegese, ha probabilmente la dimensione più ampia che oggi esista. La Norvegia vende petrolio. I paesi arabi sono paesi che vivono sull'attività commerciale, turismo, petrolio, fonti di energia, e così. Okay. Noi abbiamo bisogno di quel livello, e quel livello ci arriva dalla tassazione. A questo punto torniamo sulla scelta politica e diciamo: chi paga questi 100? Da dove preleviamo questa somma? E quando noi diciamo da dove la preleviamo, non stiamo cercando un soggetto, stiamo cercando un parametro. Un parametro. Molti di voi, mi immagino, vivono in un condominio. Okay. Si pagano le spese condominiali. Cosa servono le spese condominiali? Salvo quelle che sono in realtà spese individuali, cioè no, i riscaldamenti centralizzati e così via, ma utilizziamo un condominio un po' più moderno. Cosa servono le spese condominiali? Servono per il bene comune dei condomini: luce delle scale, l'ascensore, la pulizia delle scale, il giardino che c'è attorno, ecco, i fiori, no, la rete, l'impianto wifi comune se c'è, l'impianto della televisione e così via. Noi sappiamo che per tenere pulito questo o quest'altro abbiamo bisogno di 10.000 euro all'anno, e noi sappiamo che abbiamo bisogno di 10.000 euro all'anno. Perché? Perché abbiamo deciso che vogliamo le scale lucide, l'erba che non superi mai i 3 centimetri. Avremmo potuto fare una scelta politica a monte per cui le scale, fino a che non sono drammaticamente impresentabili, restano come sono, l'erba fino a che non ci sono i serpenti va bene che sia così, e allora non ho più bisogno di 10.000, mi bastano 500 euro all'anno. Okay? Vedete che il livello di risorse è fuori dalla scelta politica. La scelta politica sta prima e poi sta dopo. Individuato 10.000 euro, da chi? Come suddividiamo questa spesa tra i condomini? Non è che diciamo la signora 1.000 perché mi è più simpatica, l'altra mi è meno. No, dobbiamo individuare un parametro che deve avere una caratteristica: deve essere ragionevole, deve basarsi su una scelta non arbitraria, ma su una scelta controllabile, che abbia un senso. Cosa possiamo dire in linea di massima? La dimensione dell'appartamento. Però attenzione, perché l'ascensore cosa c'entra con la dimensione dell'appartamento? Io ho l'appartamento più grande che ha il piano terra, per quale ragione dovrei, no, anche se per quello la pulizia delle scale sono al piano terra, e quello al quinto piano cosa gli interessa del giardino che è sotto la mia finestra e lui su al quinto piano ne può fregare di meno? Troviamo dei parametri che aggiustano questo criterio. Li vogliamo trovare, non li vogliamo trovare? Possiamo anche non volerli trovare. Forse allora però il parametro basato esclusivamente sulla dimensione dell'appartamento non è forse il parametro davvero il più razionale possibile. E allora vedete che quando noi
stiamo cercando di individuare coloro che devono concorrere a questo livello di spesa che noi politicamente abbiamo scelto, dobbiamo individuare un parametro che rappresenti razionalità, ragionevolezza, che sia funzionale all'obiettivo che stiamo cercando. Okay? E allora iniziamo a costruire un sistema tributario. Lo sappiamo tutti, le imposte sui redditi, ma le imposte sui redditi è il tributo per eccellenza. Perché? Perché cosa tassa come parametro? La cosiddetta novella ricchezza, la nuova ricchezza. Il 31 dicembre rispetto al 1 gennaio sei più ricco per 10. Okay? Sei disposto, in relazione a quella ricchezza nuova, a concorrere alle spese pubbliche. Molte sono le riflessioni sul punto, per cui si dice: ma insomma, per quale ragione io dovrei concorrere ad una spesa pubblica della quale non usufruisco mai, o per la quale per ragioni politiche non ho alcun interesse ed anzi aborro totalmente. Non esiste che il 3% delle mie tasse vadano alle spese militari. Io quelle non le pago. È realmente accaduto. È realmente accaduto. Negli anni 80 la Corte Costituzionale ha detto: no, non puoi fare tu, singolo cittadino, questa scelta autonoma, perché la destinazione, quindi la qualità e quantità dei servizi pubblici, rappresentano il tipico esercizio di un'azione politica e della politica. Okay? È insindacabile, l'unico modo per sindacare la scelta politica è il voto. Allora, partiamo dal tributo imposte sui redditi. Sì, dobbiamo stare attenti perché le imposte sui redditi, certo, è il tributo che più di qualsiasi altro si percepisce come parametro ragionevole, però dobbiamo stare attenti perché un eccesso di tassazione cosa porta? Come ha portato i paesi europei che lo hanno sperimentato, Norvegia, torniamo lì, ma non è un caso, per primo, e come rischiava di crearlo poi anche in Francia con una proposta similare, c'è un livello di imposizione che è talmente elevato che diventa disincentivante. Okay? Diventa disincentivante. Io lavoro 8 ore, ipotizziamo che io possa determinare la mia redditività in maniera strettamente legata allo sviluppo del tempo orario. Io dico: bene, fino alle mie 5-6 ore di lavoro ho una tassazione che cresce e mi arriva fino al 50%. Poi la settima e l'ottava ora è tassata al 75%. Ma ascolta, se io devo lavorare un'ora e 3/4 d'ora di questa ora mi va via, sai cosa faccio? Vado a fare un giro di bicicletta. E noi diremo: no, va bene, fai a meno di lavorare. Ma attenzione, perché se faccio a meno di lavorare io, lo studio lo chiudo, e se lo chiudo, quelle 2 ore non lo lavorano i miei collaboratori, i dipendenti. Noi non possiamo disincentivare il lavoro. Nel nostro codice civile l'impresa, la società, l'impresa, è posta in un piano più elevato del singolo, perché l'impresa produce ricchezza, ma non la produce per l'imprenditore o solo per l'imprenditore, ma per la collettività, perché l'impresa assume, l'impresa compra, e se compra dà denaro al fornitore, e se produce fa reddito, paga imposte. Ecco perché già nel nostro codice civile il creatore di ricchezza sta sopra il singolo. Quindi noi non possiamo disincentivare. C'è un livello in cui, e lo hanno sperimentato, un'eccessiva tassazione sul reddito
diventa disincentivato. Bene, però arriviamo a quel limite e sì, ma non riusciamo a raggiungere le risorse di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una fiscalità ulteriore e negli anni si è sviluppata la fiscalità ulteriore. Andiamo a prendere svariati parametri: l'IVA, l'imposta sul consumo. Okay. Nel momento in cui io compro beni o servizi, dimostro una mia ricchezza, una mia capacità economica. No? Oggi abbiamo un notevole numero di tributi che è destinato a crescere. Perché è destinato a crescere? Perché il sistema dei tributi cosiddetti generali, diciamo così, funzionali alle spese indivisibili, giustizia, spesa, scuola, sanità, è un numero ridotto, è un numero finito. I parametri classici lo abbiamo raggiunti, cioè li abbiamo presi tutti ormai. Allora, qual è lo sviluppo della fiscalità? Tu cittadino vuoi un servizio ulteriore? Vuoi un servizio più raffinato? Vuoi un servizio più evoluto? Che non vuol dire un chirurgo migliore, quello è sanità. Cioè vuoi poter camminare nella strada cittadina lungo la linea di mezzeria perché non ci sono auto? Benissimo, questo è un servizio evoluto che tu paghi ad hoc. Sono le cosiddette, quelle che in gergo tecnico nostro le chiamiamo le tasse, cioè quel tributo legate ad un servizio divisibile. Tu chiedi il servizio, paghi il tributo. Non paghi tecnicamente un corrispettivo perché non è esattamente commisurato al prezzo, no? Però tu paghi quel servizio specifico. Il futuro della fiscalità sarà questo. Vogliamo servizi più evoluti? La cosiddetta fiscalità generale non è in grado di sostenerli. C'è bisogno di una fiscalità specifica. Che, attenzione, in questo modo cosa fa? Adesso non voglio essere crudele, ma responsabilizza il soggetto. Okay? Perché? Perché sa che nel momento in cui chiede servizio c'è un tributo da corrispondere. Non è un tributo, per amore del cielo, ma io ho voluto parcheggiare a 1 metro da qui? No, per non fare... Sono disposto a fare 1 chilometro a piedi? Parcheggiavo là in fondo, mi facevo 1 chilometro a piedi da gratis. Voglio parcheggiare qui? Entrare qui con l'auto che inquina questi palazzi storici? Paga. Attenzione, non è un tributo. Ma la logica è quella. Vogliamo un servizio migliore. Tutto questo perché? Perché ciclicamente sentiamo parlare di imposta sul patrimonio. Sentiamo parlare di imposta di successione, che sono tributi della fiscalità generale, sono tributi storici, non sono tributi che noi stiamo inventando. Secondo voi c'è in Italia un tributo patrimoniale? Esiste un tributo patrimoniale in Italia? No. No, la mia non è una domanda provocatoria, la mia è una domanda per capire se voi percepite o meno che esiste o non esiste un tributo patrimoniale. IMU. Ok? Tutti voi avete l'auto, pagate quello che si chiama bollo auto. La forza delle parole, quando io uso tariffa, canone, bollo, contributo, annacquo ciò che è una tassa, un'imposta, un tributo.
Il bollo auto è un tributo patrimoniale. Voi non vi accorgete più o meno, ma ormai con la bolletta della luce pagate una robetta. Canone RAI, 2 o 3 volte la Corte Costituzionale ci ha detto: guardate che quello è un tributo patrimoniale. Qualcuno di voi, quelli che possono, hanno del denaro investito in azioni, obbligazioni, fondi. Vi accorgete che pagate lo 0,2%? Quello è un tributo patrimoniale. Qualcuno di voi può essere che abbia qualche diretta all'estero, ma non perché fa strani giri di là, semplicemente così, perché ci fa piacere, per mille ragioni, per tutela personale di carattere civilistico, non è importante perché. Qualcuno di voi ha una casetta in Croazia, in Austria, e non pagate ogni anno sulla casetta la IVE, imposta sul valore degli immobili all'estero? È un tributo patrimoniale. Sul denaro che avete investito all'estero pagate l'IVAF, imposta sul valore dell'attività finanziaria all'estero, che è un tributo patrimoniale. Se avete una barca, un elicottero, beati voi, guarda che mi fa un po' di paura, ma soffro di vertigini, ma pagate il tributo patrimoniale. Possiamo dire che in Italia non c'è un tributo patrimoniale? Fabbricati, terreni, auto, barche, televisione, sussistenze finanziarie. Cos'è che resta fuori? Quali sono beni? Vi viene in mente qualche bene che sta fuori da una tassazione patrimoniale? Cosa sta fuori? Attenzione, la sta fuori la prima casa per una ragione squisitamente esentativa, cioè quello è un regalo del fisco, punto. Quel fisco, ahimè, e mi fa molto piacere che qua c'è presente in sala una giurista di straordinario rispetto in materia anche tributaria, okay? Qua il legislatore, ahimè, ha dimostrato una competenza quanto mai bizzarra, okay? Perché l'agevolazione prima casa e fine IMU è un regalo, punto. Dove non è un regalo? La agevolazione, che non è a questo punto un'agevolazione, IRPEF, cioè l'imposta sul reddito sulla prima casa. Perché? Perché il fabbricato di per sé è un patrimonio. È patrimonio, è tua ricchezza. Se tu fossi un imprenditore, lo avresti iscritto nello stato patrimoniale? Sì, era un patrimonio. Ma per quale ragione io dovrei tassare sul reddito la casa nella quale abiti? È vero che un fabbricato dà potenzialmente reddito, perché può essere potenzialmente affittato, ma se ci vivo io, a chi lo affitto? Lì la non tassazione è doverosa. Ne diamo un regalo. Dal punto di vista giuridico, tanta, l'effetto è lo stesso. Dal punto di vista giuridico c'è un'enormità di differenza. Quindi dal punto di vista, diciamo, logico, generale, di presupposto, il tributo sulla prima casa la prima casa è soggetta. Tanto che, guarda caso, se lei ha una prima casa A1, A8, A9, quindi villa, castello, eccetera, eccetera, l'IMU lo paga. Okay? E allora vuol dire che siamo al di fuori, vuol dire che è un regalo. Sì, ma regalo te lo faccio perché sei una persona normale che ha una casa normale. Se hai una casa gigantesca, no, il profilo patrimoniale diventa importante. Cosa resta fuori allora? Cosa resta fuori? Dovrebbero saperlo soprattutto le donne, non perché io discrimino, ma per una questione squisitamente materiale. Com'è?
La successione. No, beni che stanno al di fuori del tributo patrimoniale. E dico soprattutto parte anche un certo accessorio anche di uomini, un certo accessorio, altri no, salvo insomma, tutta la gioielleria, pietre preziose, no? Quando abbiamo letto in questi mesi rubato un orologio da $500.000, no, vabbè, vuol dire che ce l'avete, no? E non è patrimonio quello, un bel brillantone, un bello solitario, non è un patrimonio quello. Opere d'arte, tappeti, mobili antichi, okay? Tutta questa ricchezza sta fuori dal tributo patrimoniale. Ma non dimenticate che le norme si scrivono affinché possano essere applicate. Nel momento in cui io applico una norma che si applica realmente, nel momento in cui io scrivo una norma che si applica realmente solo per ragioni occasionali e contingenti, diventa una norma squilibrata. E io come faccio a imporre un tributo patrimoniale sui gioielli? Cosa faccio? Come faccio ad applicarlo? Lei deve dichiarare i suoi anelli. Io non voglio solo un anellino qua di Pandora che non ho niente altro. E ti faccio l'accertamento e che faccio? Vengo a casa. Non potrò mai venire a casa sua. Mai. Perché occorrono gravi violazioni di norme tributarie significative per poter accedere all'abitazione altrui. E allora cosa diventa? No, che la piglio per strada, per sbaglio, la Guardia di Finanza, invece di fermarmi fuori dal casello per vedere se ho strane cose in auto, mi vede che ho l'orologione, no, Lange e Söhne, che so che è il più sfigato, costa 20.000 euro. Ascolti, lei mi fa vedere la dichiarazione con cui ha pagato il tributo patrimoniale sull'orologio? Ha beccato, ma sono sfigato, non è? Allora diventa una norma che colpisce a caso, una mitragliata nel mucchio, qualcuno ha beccato, qualcuno no. Okay? E allora perché parliamo di tributo patrimoniale in Italia? Per quale ragione periodicamente salta fuori il discorso sul tributo patrimoniale in Italia? C'è già. Punto, c'è già. Cosa vogliamo fare? Vogliamo unire i valori dei vari beni e tassarlo in maniera unitaria? Vogliamo unirlo per poter tassare, come c'è in qualche stato, in maniera progressiva, non proporzionale, progressiva, come l'IRPEF? Il tributo cresce in misura più che proporzionale. 2 volte 50 non fa 1 volta 100. 1 volta 100 paga di più che non 2 volte 50 nell'IRPEF. Vogliamo aumentare l'aliquota? Vogliamo modificare il criterio di determinazione della base imponibile? L'immobile non più renta catastale ma valore reale? Ma sono dati, tutto quello di cui vi sto dicendo adesso, sono tutti dati tecnici all'interno della struttura di un tributo che già c'è. Perché parliamo di tributo? Introduciamo un tributo patrimoniale, ma c'è già, lo vuoi aumentare? Per l'amor di Dio, fa quello che ti pare, aumentalo 10 volte, non è questo il tema. Ma non parliamo di introduzione di un tributo patrimoniale se già tutto ciò che è controllabile perché è iscritto o iscrivibile in pubblici registri è già soggetto a imposizione. Perché se voi ci fate caso, perché questi beni sono oggetto di par loro di un piccolo tributo patrimoniale? Perché li posso controllare. Ogni tanto si alzano le grida, ma perché gli immobili sono così massacrati dal fisco? L'ho detto tanti anni fa un meraviglioso professore, il professor Lupi. La ragione è semplice, perché si tassa ciò che si vede.
E l'immobile è meraviglioso da tassare, perché è lì, non te lo prendi sulla schiena e te lo porti in Austria, è lì, è iscritto in pubblico registro, non vai da nessuna parte. Okay? Allora è chiaro che l'immobile è tassato. No, bisogna tassare i proventi finanziari, e vattene a pigliare i proventi finanziari. Aumentiamo il livello di tassazione dei proventi finanziari, dividendi, interessi, plusvalenze. Sapete qual è l'effetto? Che la riapertura della borsa il giorno dopo, miliardi vanno via. Bella scelta intelligente. Allora, ma perché i proventi finanziari, che sono, se ci pensate, i più immeritevoli, non fai nulla, sei lì in spiaggia ai Caraibi o sei a sciare sullo Zoncolano e nel frattempo hai interessi attivi, dividendi, non fai niente. Mentre se lavori, sei bravo, lavori, sei un professionista, un dirigente, un manager, lavori 70 ore a settimana, bellissimo, un reddito di 500.000 euro, 250 se ne vanno in imposta sul reddito, il 50%. E a livello finanziario paghi il 26%, ai titoli di Stato il 12,5%, paghi la metà, un quarto, cioè è il meno meritevole e paghi la metà, se non un quarto. Non è giusto? Perfetto, mettilo allo stesso livello e ti rendi conto cosa succede. Metti lo stesso livello dei titoli, della tassazione dei titoli di Stato rispetto alle cosiddette obbligazioni corporate. Chi sottoscrive i titoli di Stato? Ah no, perché sono sicuri. Ma sono sicuri cosa? Le obbligazioni generali hanno un rating 3 volte maggiore dello Stato italiano. E non siamo noi che prestiamo soldi allo Stato, sono i grandi investitori. I grandi investitori il giorno dopo pigliano e se ne vanno dei titoli di Stato. Per quello la tassazione, il livello di tassazione è strutturato in modo tale che debba essere applicato, non può non fare i conti con. Ma perché serve un tributo patrimoniale? Perché voi sapete qual è la prima eccezione che si fa al tributo patrimoniale. Che cos'è il patrimonio? È il reddito risparmiato. Okay? Voi risparmiate, con quello che risparmiate comprate un appartamento, comprate una barca, okay? Ma non lo consumo, c'è l'IVA. Okay? Lo risparmiamo. Ma se mi tassi il reddito risparmiato, cioè patrimonio, ma che altro non è che reddito risparmiato, mi stai tassando una seconda volta il reddito. E allora tu mi stai mascherando una tassazione, gli stai cambiando il nome, ma alla fine la ricchezza è sempre quella. Io vi potrei rispondere in due modi, vi rispondo in due modi. Uno, quasi da aziendalista. Scusate, voi quando adesso a giugno pagate l'IRPEF, l'imposta sul reddito, con cosa lo pagate? Col denaro, col denaro. Ah sì? E dov'è il denaro? Banca, conto corrente. Ah. Scusami, quel denaro che è in conto corrente è reddito o patrimonio? Patrimonio. No, qua mi ricordano un po' i paradossi di Zenone, no? Che Achille non raggiunge mai la tartaruga e la freccia mai l'obiettivo. Se io vi dico che il reddito non esiste, voi direte non esiste, scemo, non esiste. Ah sì? Indicatemelo il reddito. Indicatemi il reddito. Ecco qua, carta da 50 euro. No, perdonami, quello non è reddito, quello è patrimonio. Il reddito è ideale. Chi di voi ha un minimo ha una percezione di un bilancio, il reddito è il divenire, il reddito è
dinamico, è un flusso. Nell'istante in cui io lo fotografo, diventa patrimonio. Allora non è vero che io il tributo patrimoniale, no, è un tributo sul reddito. In realtà è tutto un tributo sul patrimonio. Il problema è quel patrimonio è un patrimonio che si ripresenta tale e quale negli anni o che si rappresenta modificato negli anni, e la modifica me la fa il flusso. Qual è in uno stato patrimoniale, qual è la modifica? La modifica me la fa il reddito, no? Il reddito alla fine del conto economico, e me lo ritrovo nel patrimonio netto, perché è patrimonio. L'utile è patrimonio, ma è lo stesso alla fine del conto economico, reddito, e me lo trovo a patrimonio, perché nell'istante in cui l'ho calcolato diventa patrimonio. Ma c'è un'altra ragione per la quale noi, quantomeno nel nostro Stato, dobbiamo contemplare un tributo patrimoniale, e c'è spazio per un tributo patrimoniale semplicemente più elevato di quello attuale. Perché in un mondo ideale in cui ogni trasferimento di ricchezza venisse tassato alla stessa stregua, cioè allo stesso livello, noi lì sì che riusciremo a creare un'uguaglianza e non avremo bisogno di altri sistemi di riequilibrio. Ma così non è. Perché nel nostro sistema non la maggior parte, ma ci sono enormi trasferimenti di ricchezza che non scontano una imposizione neppure avvicinabile alle imposte sui redditi. Successioni e donazioni. Okay? Se successioni e donazioni fossero tassate alla stessa stregua delle imposte sui redditi, noi non avremmo bisogno di un tributo patrimoniale per come lo vogliamo concepire, per come ci viene riproposto, cioè come modo per riequilibrare una differenza di ricchezza complessiva del soggetto. Ma lo percepiamo tutti. Io e la signora facciamo lo stesso identico lavoro e percepiamo lo stesso identico reddito. Siamo ricchi uguali. La signora ha la mia età, no, lei sicuramente meno di me, io ho la sua età, facciamo così, io ho la sua età, abbiamo lo stesso identico reddito. Punto. Siamo ricchi uguali? Perché dite di no? Perché dite? Perché 100.000 io, 100.000 lei, perché direi perché non siamo uguali? Dipende da che cosa? Dipende dal patrimonio. Dipende dal patrimonio, perché la signora che ha 100 appartamenti che per sfizio lascia sfitti, non le importa nulla. Ha 100 appartamenti tra mare e montagna sparsi per l'Italia, e perché se li vuole godere lei un giorno da una parte, un giorno da quell'altra. Possiamo dire che abbiamo la stessa ricchezza in termini di idoneità a concorrere alle spese pubbliche? No, ma per tante ragioni. Io se non lavoro sono morto. La signora se non lavora dà in affitto qualche immobile e tanti saluti. Okay? Vado a chiedere un prestito in banca. Secondo voi lo danno più facilmente a me o più facilmente a lei? Eppure abbiamo un reddito uguale, ma l'accesso al credito è significativamente diverso. Okay? Allora vedete che
il tributo patrimoniale in un sistema fiscale, noi non lo possiamo giudicare come corretto o scorretto, perché al di là dei tributi classici imposti sui redditi per primi, i tributi vanno giudicati all'interno del sistema nel quale si inseriscono. Un nostro sistema in cui successioni e donazioni hanno un livello di tassazione da paradiso fiscale, adesso lo vediamo in 2 secondi. L'imposta patrimoniale è l'unica che va in cerca di un riequilibrio da questo punto di vista. Importi di successione e donazione, quindi trasferimento di una ricchezza. Oggi sapete, per coniugi e figli c'è una franchigia di 1 milione di euro, vuol dire che 1 milione di euro, fino a 1 milione di euro tassazione zero, ma attenzione, non fino a 1 milione di euro, ma come si determina quel 1 milione di euro? Perché quando trasferisco l'immobile non è il valore che trasferisco, è il valore catastale. Ancora peggio, mi viene da dire tra virgolette, quando trasferisco quote societarie o azioni di società, è il patrimonio netto contabile, non è il valore reale che sto trasferendo sotto. Ok? Ah, supero il milione? Il 4%. Il 4% in materia di imposte sui redditi è considerato paradiso fiscale lo Stato che applica un tributo nominale inferiore al 50% di quello italiano. L'aliquota IRPEF più bassa è il 23%. Okay? Al 11% tu, Stato estero, sei considerato paradiso fiscale e ti becchi gli strali da tutto il mondo. Tributo successorio e tributo di donazione sono al 4%. E attenzione, di che tributo stiamo parlando? Stiamo parlando di un tributo, scusate, stiamo parlando di parametro sottostante che identifica un trasferimento di ricchezza. Il patrimonio, viva Dio, è sempre quello. Se io non avessi reddito in parte per pagare il tributo patrimoniale, con cosa pago il tributo patrimoniale? Noi tributaristi ogni tanto ci facciamo una battuta: Dio non voglia di rendermi erede di un castello in Baviera, bellissimo, 100 milioni di un castello in Baviera, e l'8% delle tasse di successione le pago come? Perché io non ho 8 milioni di euro, non ne ho neanche 800.000. Un disastro, mi tocca svenderlo, allora mi tocca no. Ma successioni e donazioni rappresentano un trasferimento di ricchezza vera. Io che ho ricevuto sono più ricco di prima. Ecco, è un reddito, è una novella ricchezza con in più grado di meritevolezza 0, perché non ci ho lavorato, ho avuto la fortuna di avere un papà ricco e generoso. Okay. Siamo di fronte ad una situazione che in termini di ricchezza rappresenta il minimo della meritevolezza e che paradossalmente è il minimo della tassazione. Ma perché questo? Chi ha studiato, io mi ricordo uno degli esami più meravigliosi che ho studiato, giurisprudenza, è stato storia del diritto italiano europeo. E lì si capisce che fin dall'epoca del diritto romano la disciplina giuridica di diritto civile sulle successioni è uno dei tratti caratteristici delle società, della percezione che noi abbiamo della famiglia e quindi della società. Okay. In altri stati non è così. In uno stato calvinista come gli Stati Uniti, tuo figlio, in quanto figlio,
non meriti niente. Non meriti niente, ma non perché sei cattivo, perché tu ti devi creare il tuo mondo, la tua ricchezza. Per una ragione molto semplice, perché con quella concezione è la concezione quella che noi banalmente traduciamo nel fatto che è la difficoltà che aguzza l'ingegno. Se tu te ne puoi stare serenamente in una spiaggia ai Caraibi, l'umanità non cresce. L'umanità non cresce. Io ho bisogno che tu ti debba ingegnare in quello che sei capace, nella pittura, nella scienza, nella medicina. Ti devi ingegnare, perché se tu ti ingegni, tutti noi ne godiamo. Okay? Allora è chiaro che in un mondo in cui nel diritto civile noi abbiamo una percezione di intoccabilità della famiglia e del suo patrimonio, non si può innestare una tassazione. E dov'è che noi vediamo che il patrimonio della famiglia è intoccabile? Nel fatto che il diritto successorio è pieno di diritti indisponibili. No, qualcuno di voi, chi è meno giovane, si è mai posto il problema: voglio lasciare tutto, ma non a un cagnolino che passa, lasciare tutto a mio figlio. Ah, è l'unico erede o coniuge, figlio è l'unico? No, ci avrai anche il coniuge e un altro figlio. Non puoi. Come non posso? Non puoi. Puoi così, un pezzettino così. È un diritto indisponibile. Non puoi disporre del tuo patrimonio perché? Perché è a tutela della famiglia come entità superiore. Ok? Ah, ma io figlio, papà non ti preoccupare, lascia stare, rinuncio, andiamo dal notaio che rinuncio all'eredità. Non lo puoi fare, non puoi fare la rinuncia all'eredità in vita. Okay. È vero, a te non spetta, figlio, la successione nel caso di indegnità. Chi non è più giovane si ricorda del delitto Maso. È degno. Cioè, per essere indegno dell'eredità devi avere sterminato non solo la tua e basta, ma anche le famiglie dei vicini e dei parenti. E allora forse sei indegno. In altri stati non è così. Negli Stati Uniti la legittima non esiste, fai quello che ti pare. E allora c'è spazio per un tributo patrimoniale. Perché? Perché io non ho creato una cassaforte inscalfibile nel diritto comune. Noi non potremo mai, mi viene da dire non potremo mai, sviluppare un tributo patrimoniale importante se prima non alleggeriamo quest'idea di diritto comune dell'intoccabilità del patrimonio familiare. Guardate che nelle imposte sui redditi il primo storico caso di trasferimento di beni fiscalmente neutrale è stata la donazione di azienda. Perché? Andate a leggere i lavori preparatori. Per la tutela del mantenimento dell'azienda in famiglia. Dite qual è il concetto? In altri stati non è così. Paradossalmente, voi pensate che negli Stati Uniti la tassazione sulle successioni sia molto elevata. Sì, è vero, arriva fino al 40%, ma c'è una franchigia enorme. Noi ne sentiamo parlare perché? Perché sui giornali vanno a finire i patrimoni miliardari, ma a oggi, fino al 31 2025, c'è una franchigia di 11 milioni di dollari, poi tornerà a 6 milioni, okay? E poi arriva il disastro. Vi devo dire che in Europa il livello di tassazione sulle imposte di successione è il più basso in assoluto. È più basso in assoluto. Francia, Spagna, Germania. Diversamente da quanto si pensi, meno i paesi nordici.
paesi nordici hanno un tributo di successione inferiore. Ma sapete qual è anche un altro dato molto interessante? Quanto il tributo successorio pesa sul totale delle entrate fiscali. Okay. In realtà non è affatto commisurato alla dimensione del tributo successorio, perché è commisurato alla dimensione degli altri tributi ed è commisurato a quanto la legislazione ti consente oggi una pianificazione della successione in vita per ridurre il carico fiscale della successione. Come si diceva negli anni 90, soprattutto quando c'era il tributo successorio un po' più sostanzioso di quello odierno, poi è stato sostanzialmente abrogato, fermato, poi ripartito in termini un po' più bassi di prima. A guardare gli incassi sembra che in Italia o non muore nessuno o muoiono solo i poveri. Sembra una battuta, non lo è. Perché? Perché nel momento in cui io ho modo di strutturare una successione di fatto, no? Una successione di fatto che così strutturata ha un certo livello ridotto di successione, quando poi arriva il momento quello che resta diventa minimale. I campioni, da questo punto di vista, sono i paesi anglosassoni, perché hanno uno strumento meraviglioso, è nato sostanzialmente nel 1066, no, con la nascita che è del sistema anglosassone, che è il trust. Noi nella nostra testa il trust è una roba che fa l'evasore, che fa l'imbroglione, il delinquente, eccetera, eccetera. No, il trust è nato nel paese anglosassone proprio per ragioni squisitamente successorie. Ed è uno strumento che costa molto poco, in realtà farlo, non costa neanche particolarmente gestirlo, ma è uno strumento meraviglioso per gestire i rapporti successori e i rapporti all'interno della famiglia. Attraverso il trust io premio figli, coniugi, a seconda delle esigenze, delle opportunità, delle capacità. Quello è uno strumento, ripeto, ribadisco, assolutamente meraviglioso, che ormai per Pacifica diritto vivente, non comporta alcuna tassazione nel momento della nascita del trust, comporterà eventualmente e se nel momento dell'assegnazione di lo strumento c'è sempre stato nel paese anglosassone, c'è ormai da noi da qualche anno, e questo è un meraviglioso. Ecco, quello che io quindi ribadisco una cosa, quando sentite parlare di no, abbiamo un tasso di fiscalità elevato, non vuol dire niente, perché voi andate in Svezia e chiedete ad uno svedese se è contento o meno del suo livello di tassazione che è più elevato del nostro. È contento perché a ogni figlio nato fino mi pare ai 6 anni ci sono 300 euro al mese, non 300 euro all'anno in detrazione, che se poi hai un reddito un po' più elevato e ti è ridotto e non è niente. Okay? Non esiste un valore assoluto, esiste quanto io concorro alle spese pubbliche e che livello di qualità di spese pubbliche. Okay? Il rapporto sociale, il contratto sociale è questo qui con la politica. Io ti do 100, ti do 1000, è il ragionamento che noi facciamo quando andiamo a comprarci una giacca. Ok? Quanto costa la giacca? 1000 euro. Beh, se non li ho, grazie, arrivederci. Ma ipotizziamo di averli. Perché la compriamo la giacca da 1000 euro? Se al mercato non la compreremo mai. Se la giacca in cashmere, ci facciamo un pensierino. E allora non sono i 1000 euro che contano, è la qualità di quello che sto comprando. E ogni tributo va giudicato nel contesto in cui è inserito. Sempre. Perché
sono un insieme di parametri per fare in modo che ciascuno concorra coerentemente alle spese pubbliche. È la combinazione di parametri fra millesimi dell'appartamento e se sei al piano quinto e se sei piano terra, e così.